chiedono all'insegnante di lettere che i loro figli non studino la Divina Commedia di Dante, giudicata offensiva per l'Islam. Accade in una scuola media trevigiana. Torna l'allarme sicurezza a Venezia. I carabinieri indagano su una rissa scoppiata a Cannareggio, durante la quale sono stati esplosi anche 2 colpi con una pistola scacciacani a fronteggiarsi 2 bande di stranieri. Tragico frontale nella notte a Schienta, nel Basso Polesi. Nell'auto condotta da un 39enne romeno si è scontrata frontalmente con un autocarro. L'uomo è morto sul colpo, altri 2 gravi sinistri a Chioggia e Chirignago. Incidente all'alba in A4 con un camion carico di bovini che si ribalta tra Montecchio e Vicenza. Feriti 2 occupanti, animali in fuga lungo l'autostrada, traffico in tilt. Gli episodi di maltempo si susseguono, abbondante grandinata nel quartiere del Piave all'indomani del nubifragio che ha allagato Conegliano. Nelle zone colpite nei giorni scorsi si contano i danni. Il Giro d'Italia oggi in Veneto. La carovana rosa ha attraversato il Bellunese, la Marca e il Veneziano primo dell'atteso arrivo in Prato della Valle, dove al photo finish ha vinto il belga Merlier, quarto il padovano Dainese. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con quanto accaduto in una scuola media della Marca trevigiana, dove 2 famiglie musulmane hanno chiesto all'insegnante di lettere che i loro figli non studino la Divina Commedia di Dante. Divina Commedia non compatibile con la religione musulmana. Sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto le famiglie di 2 studenti di una scuola media trevigiana a chiedere che i loro figli non studino il poema dantesco. Tutto inizia quando in classe arriva il momento di affrontare Dante e i suoi scritti, ad iniziare proprio da quella che è considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. L'insegnante invita gli studenti che non seguono le lezioni di religione cattolica a scrivere sul diario una nota con la quale viene chiesto ai genitori di esprimersi sull'opportunità che i loro figli affrontino o meno lo studio della Divina Commedia e di altri componimenti che abbiano riferimenti religiosi. Alla lezione successiva arriva la risposta delle famiglie. 2 di loro comunicano la propria contrarietà, pertanto i ragazzi vengono esonerati dalle spiegazioni sul viaggio di Dante tra inferno, purgatorio e paradiso. Per loro nessuna interrogazione o verifica sulla Divina Commedia, ma lezioni parallele su Boccaccio. La richiesta dell'insegnante sarebbe nata per evitare problemi, già accaduti in passato, con famiglie di fede religiosa diversa da quella cristiana che si erano opposte allo studio in classe dell'opera del sommo poeta. Va detto che non è la prima volta che la Divina Commedia si trova al centro del dibattito. Qualche anno fa, infatti, in Olanda e in Belgio, l'opera dantesca venne ritradotta per non offendere i cittadini di fede musulmana. E può sicuramente urtare la sensibilità dei musulmani il fatto che nell'inferno, nel 28° canto, Dante incontri Maometto perché lo considera un seminatore di discordie, perché Dante dà credito, dimostra di credere a una leggenda nata probabilmente in ambiente crociato, che non ha nessun fondamento di verità, ma per la quale Maometto sarebbe stato addirittura un prete cristiano che poi, che non è riuscito a far carriera, che si è arrabbiato per questo e quindi avrebbe, fondato questa nuova religione. Quanto accaduto nella classe trevigiana sicuramente è destinato a far discutere e ad aprire un confronto all'interno del mondo scolastico italiano, sempre più multiculturale. È sempre il solito problema dell'accettare il punto di vista degli altri, da tutte e 2 le parti. E adesso ci spostiamo a Venezia, dove i carabinieri indagano su una rissa scoppiata tra 2 bande di stranieri a Cannareggio la notte tra martedì e mercoledì, durante la quale sono stati esplosi anche 2 colpi con una pistola scacciacani. Dicono che erano una ventina, stranieri, divisi in 2 bande, chi armato di spranghe, chi di una scacciacani, da cui sono stati esplosi 2 colpi che hanno squarciato il silenzio della notte tra martedì e mercoledì all'altezza del Ponte dei Tre Archi. Era circa l'1:45. Prima le voci di una discussione molto accesa, poi il passaggio alle vie di fatto. All'arrivo dei carabinieri, che hanno rinvenuto alcuni bossoli a salve, non c'era già nessuno. La zona è comunque coperta da diverse telecamere di videosorveglianza, ma al momento su chi fossero le 2 bande che si sfidavano, forse africani e dell'Europa dell'Est, e per quale motivo, si possono solo avanzare supposizioni. I residenti sono stupefatti. Io di sera non esco,
sono in casa, quindi quello che c'è di sera non ho idea. Di giorno mi sembra una zona popolare, una zona tranquilla, di giorno. Alla sera, come le ripeto, io non esco. Alla sera non vogliamo fare brutti incontri. Ah, per quello non si esce? No. Perché no, dopo una certa ora non è che a Venezia ci sono personaggi che magari fanno qualche... È peggiorata ultimamente? Oddio, c'è stato un periodo che avevamo un po' di casino, diciamo. Io in realtà ho sentito qualche discussione, ma niente di particolare, una sola volta negli ultimi 6 mesi, ma questa è una zona che al sabato sera si trasforma in una zona vivace, durante la settimana vive. I vicini li conosciamo tutti, tutte persone tranquille, mai visti episodi. Una volta qui i locali aperti la sera si contavano sulle dita di una mano e i flussi della movida notturna si concentravano nelle vicinissime fondamenta degli Ormesini e della Misericordia. Negli ultimi anni invece, lungo gran parte delle 2 fondamenta che costeggiano i circa 800 metri del Rio di Canareggio è una continua apertura di bar e ristoranti, non sempre dalle frequentazioni integerrime, sostiene qualche vecchio gestore della zona, che preferisce rimanere anonimo quando racconta che anche da queste parti sono frequenti i passaggi di piccoli spacciatori. Venezia, secondo lei, sta peggiorando da questo punto di vista? È una città meno sicura? No, ritengo che sia un'evoluzione abbastanza attuale questa, cioè non è solo Venezia che peggiora, è un po' da tutte le parti che la sicurezza o che i comportamenti scavalcano ogni civile comportamento. È tranquillo? Ma sì, finora è sempre stata tranquilla, però speriamo bene che andiamo avanti così. Tragico incidente stradale lungo la strada regionale Ridania, siamo nel comune di Stiente in provincia di Rovigo. Per cause al vaglio dei carabinieri c'è stato uno scontro tra un'auto e un autocarro. Nell'impatto è morto il conducente della vettura, un 39enne, mentre un passeggero è rimasto ferito e portato all'ospedale di Ferrara. E altri 2 gravi incidenti in poche ore tra Chioggia e Chirignago, 3 i feriti di cui uno molto grave. E di 3 feriti, di cui 1 grave, il bilancio degli incidenti stradali registrati in provincia a cavallo tra mercoledì e giovedì mattina, quest'ultimo il più problematico, avvenuto a Chirignago, lungo via Miranese, poco dopo le 6 del mattino, quando questa station wagon bianca è finita contro un platano dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto gravemente ferito. I pompieri, accorsi da Mestre, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto l'autista, stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in codice rosso in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. L'altro incidente, con i 2 feriti davvero miracolati, a Chioggia, mercoledì sera dopo le 23 in via Brondolo, dove il guardrail è letteralmente penetrato all'interno dell'auto dopo l'uscita di strada del mezzo, una BMW piombata contro la barriera stradale con copertura in legno. Sul posto le squadre di vigili del fuoco di Chioggia e Padova con l'autogru. I 2 feriti avrebbero riportato lesioni giudicate di media gravità. E altro incidente questa mattina lungo la A4 tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Un camion carico di bovini si è ribaltato, 2 le persone ferite. Gli animali sono fuggiti in giro per l'autostrada, provocando chiaramente disagi al traffico. Vitelli in fuga in autostrada, sono spaventati, scappano dopo un incidente in cui alcune bestie sono rimaste uccise. Sono le prime luci dell'alba, alle 6:30 sulla A4 tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, un auto articolato carico di bovini dopo un tamponamento con un'automobile si rovescia su un fianco. Qualche automobilista di passaggio lancia l'allarme, i vigili del fuoco accorrono da Arzignano e Vicenza. Arrivati sul posto, aiutano i 2 autisti del tir rimasti leggermente feriti a venire fuori dalla cabina per poi consegnarli alle cure dei medici e degli infermieri del SUEM 118. L'auto articolato, che era carico di 50 bovini, viene messo in sicurezza dai pompieri. Nell'incidente alcuni animali non sopravvivono, altri restano feriti, altri ancora rimangono bloccati, ma ci sono alcune mucche che spaventate iniziano a correre sull'autostrada.
In direzione Venezia viene posto l'obbligo di uscita a Montecchio con code che raggiungono subito i 14 km, che poi diventano nel corso della mattinata addirittura 25. Una situazione che si riflette anche sul traffico stradale dell'Ovest vicentino, che va in tilt. Tutti gli uomini a disposizione in campo da questa mattina alle 7, ciò nonostante gli incolonnamenti sono stati inevitabili dalla statale 11 con più di 10 km di colonne, la strada del Melaro sostanzialmente sempre intasata fino a Vicenza, ma anche la provinciale 500 e la stessa autostrada che mi dicono avesse più di 25 km di colonna. Intanto in autostrada la polizia stradale con i vigili del fuoco e alcuni veterinari dell'Ulsotto Berica hanno recuperato gli animali impauriti e feriti che scappavano in direzione di Vicenza Ovest. L'autostrada è rimasta bloccata per 6 ore, un dramma per quelle bestie vittime di un incidente la cui dinamica deve essere accertata dalle autorità competenti. Atti di autoerotismo vicino alla scuola. Succede ad Onara di Tombolo, dove un papà interviene e riesce a bloccare il maniaco. Da qualche settimana la sua presenza sospetta era stata notata da alcuni genitori, un uomo distinto, ben vestito, che si aggirava vicino ad un asilo e poi si toccava le parti intime. I fatti sono avvenuti nella frazione di Onara di Tombolo. A porre fine a questa situazione ci ha pensato un papà che, dopo essere stato chiamato dalla moglie, agitata e spaventata per aver visto il maniaco vicino all'entrata dell'asilo, è corso, lo ha cercato e bloccato. L'uomo, un 50enne, arrivava quasi tutti i giorni con la sua auto grigia all'orario di apertura dell'asilo nido e iniziava a compiere atti osceni di autoerotismo. Il 31enne papà lo ha bloccato con i pantaloni già calati. Immediatamente ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati e hanno portato in caserma il 50enne, che è stato denunciato. Il preallarme maltempo prosegue in queste ore, così come gli episodi intensi, vento, nubifragi, anche grandinate. L'Alta Marca ha rivissuto momenti di apprensione dopo le piogge torrenziali e la fitta grandine che ieri pomeriggio hanno improvvisamente imbiancato e allagato Conegliano, costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. Nel pomeriggio la grandine si è abbattuta sul quartiere del Piave. Le immagini si riferiscono a Pieve di Soligo, dove il ghiaccio ha ricoperto l'asfalto mentre l'acqua scorreva ai lati della carreggiata. E a Brendola c'è stata martedì una casa travolta da un paio di macigni. Il sindaco ha spiegato che sono fondamentali i lavori per la messa in sicurezza della collina, si potrebbero staccare infatti altri massi. Insomma, l'allarme maltempo, basta guardare fuori dalle finestre per capire che continuerà anche nelle prossime ore su tutta la regione, e nelle zone colpite dei giorni scorsi continua naturalmente la conta dei danni. Voltiamo pagina, non si è tenuto oggi, data che era stata fissata dai PM di Milano nell'invito a comparire, l'interrogatorio di Vincenzo Novari, l'ex AD della Fondazione Milano Cortina 2026, indagato nell'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta assieme all'ex dirigente Massimiliano Zucco e all'imprenditore Luca Tomassini. Da quanto si è saputo, infatti, il faccia a faccia coi PM previsto per oggi pomeriggio è stato aggiornato ad un'altra data più avanti ancora da fissare. La difesa dell'ex AD potrebbe aver chiesto tempo prima di decidere di sottoporsi all'interrogatorio in fase di indagine. Intanto anche oggi nell'inchiesta condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sono proseguite le audizioni di testimoni anche sul capitolo delle assunzioni nella Fondazione, per il quale è stato aperto un altro fascicolo per abuso d'ufficio e turbativa. Quest'ultimo reato serve per indagare anche su altri affidamenti sospetti di appalti. E siamo a Giro d'Italia, che oggi è arrivato in Veneto con la 18ª tappa partita da Fiera di Primiero. La carovana rosa ha attraversato il Bellunese, la Marca e il Veneziano prima dell'arrivo a Padova, in Prato della Valle. E allora vediamo come la città del Santo ha accolto i campioni della carovana rosa. Dopo la pioggia di coriandoli rosa è la pioggia a bagnare Prato della Valle, dove alle 5 e pochi minuti è arrivata la 18ª tappa del Giro d'Italia. La grande festa rosa ha incoronato vincitore di questa tappa Tim Merlier. Il fiammingo è arrivato primo di questa tappa, iniziata alle 13 da Fiera di Primiero, ha toccato il Bellunese, la Marca, il Veneziano e poi è arrivata qui in città. In seconda posizione Jonathan Milan, che era dato per favorito di questa tappa,
visto le sue abilità di velocista. Solo quarto e manca di poco il podio il padovano Alberto Dainese, che tanti qui speravano di vedere vincere questa tappa. Oltre 100.000 persone hanno seguito lungo il tragitto questa grande festa rosa che Padova attendeva da 24 anni. Poi le premiazioni, il bagno di folla per i ciclisti. Ovviamente la coppa è andata a Tim Merlier, che è stato premiato come vincitore di tappa. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto indossare la maglia rosa all'uomo simbolo di questo Giro d'Italia, Tadej Pogacar, e poi la maglia ciclamino per Jonathan Milan, che è ormai diventato il simbolo delle gare di velocità. Una grande festa che è iniziata questa mattina qui a Padova, tra l'applauso e l'emozione di tantissime persone. Le emozioni le abbiamo raccolte e ve le facciamo sentire. Ragazzi, ma allora prossimamente vediamo anche voi al Giro d'Italia? Sì, speriamo. Che piace oggi questa giornata? Tanto entusiasmo, dai. Speriamo che non piova. Ma sono più belle le tappe di montagna o queste qui di velocità? Dipende come va la corsa, come corrono i corridori. Con 13 record sono entrato nell'86 con Francesco Moser. Lui aveva il record allora, io avevo già 4 primati, una pagina intera. Nell'87 sono apparso con lui in fotografia, nell'88 lui ha perso il record ed io ho piazzato 13 record, che lo vedete qui, tuttora imbattuti. 24 anni fa c'era? Era 24 anni fa. L'arrivo qua in Prato della Valle è uno spettacolo come oggi, tantissima gente, una bella giornata di sole, speriamo che oggi si ripeta. Promesse del ciclismo e storici amatori, un connubio di generazioni legate dalla passione per le due ruote e per la maglia rosa, l'emozione di un momento unico, quella che si è respirata per tutto il giorno in Prato della Valle a Padova, dove è arrivata la 18ª tappa del Giro d'Italia. Mi sto allenando, l'allenamento abbiamo fatto con gli alpini a Vicenza, da lì portiamo avanti l'allenamento. Comunque quest'anno è un giro meraviglioso, specialmente questi qua, gli ultimi, specialmente vedere Pogacar è qualcosa di straordinario, perché vedere la semplicità di un ragazzo, perché è molto semplice. E Dainese, che è nostrano? Speriamo che vinca lui oggi, siamo qua, che facciamo il tifo. Cos'è che volete dire ai vostri nipotini? C'ero anch'io, oggi il nonno c'era. Agli amici c'ero anch'io. Dai tempi di Coppi e Bartali che io ho visto Coppi praticamente nel Giro d'Italia nel 49 che veniva su a Teolo con 17 minuti di vantaggio. Se si pensi. È orgoglioso che Padova ospiti l'arrivo. Padova ci voleva. È un discorso molto positivo e sportivo. E oggi tutti in rosa, scuole chiuse, quindi il papà sta con la bimba. Ne approfittiamo per questa adorabile giornata e speriamo di vedere anche qualche campione, quindi anche un po' di sport professionistico sano. Oggi sicuramente è una tappa per velocisti, Prato della Valle è una delle piazze più belle d'Europa, dunque sicuramente arriveranno in volata. Appassionati arrivati da tutto il mondo. I'm from Australia. So we've come over on holidays and Arrivo dall'Australia, amiamo molto il ciclismo. Andiamo in bici, guardare il Tour de France e il Giro d'Italia. Mi sono messo la maglietta rosa apposta. So I make sure I wear it today. ¿De dónde eres? De Bogotá, Colombia. Nos gusta mucho y venimos a ver si gana algún colombiano apoyando. Ed è tutto, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.